Buongiorno a tutti ragazzi, ancora scosse che stanno colpendo il Mediterraneo, dove negli ultimi giorni è tornata nuovamente ad aumentare la frequenza sismica in Grecia, Albania e Turchia, quindi la terra continua a muoversi. Nella giornata odierna 6 ed è stata avvertita nel Mediterraneo ed esattamente in Turchia. La scossa è stata anche sentita molto bene a Cipro. A seguito della scossa principale ci sono state altre scosse registrate e quindi la Terra sta continuando a tremare in maniera più o meno intensa. Quindi la magnitudo 4.6 è avvenuta alle ore 11:34 e ha interessato giustamente, come ho detto, la Turchia occidentale. Quindi è 68 km da Tequilova e 229 km nord-ovest di Nicosia. La zona in questione, ragazzi, risulta altamente sismica, quindi non sono affatto rari sismi superiori al sesto, diciamo, magnitudo tra Grecia e Turchia, però ultimamente davvero ce ne stanno forse un po' troppe, diciamo. Quindi quest'ultima di oggi conferma, diciamo, questa faglia è molto altamente sismica. In effetti molte persone, ciao Vivera, hanno sentito questa scossa, quindi tante le chiamate, tante diciamo le chiamate ai vigili del fuoco locali, perché in effetti è avvenuto in mare, però è stata sentita in tutto il Mediterraneo, quindi è stata sentita addirittura, come dicono, a centinaia di chilometri dal, diciamo, da dove è partita la scossa, quindi anche se era molto profonda, la Terra si muove per centinaia di chilometri. Questi sono i dati ufficiali, diciamo, del sisma in Turchia, che come ho detto è avvenuto alle 11:34 di stamattina, magnitudo 4.6. Quindi ragazzi, in caso di qualche cosa vi terrò aggiornati. Quindi davvero oggi mi pare il giorno dei terremoti, ne ho fatto già 3 oggi di video, tutto terremoti, terremoti. Speriamo che ci fermiamo qua e che la smettano. Quindi parliamo di altre notizie, ma no di terremoti. Ultimamente fra terremoti e meteoriti è una cosa allucinante quasi, quindi un casino non è casino. Vabbè ragazzi, come sempre, in caso di qualcosa vi tengo aggiornati, se saprò qualcosa. Purtroppo ho provato a vedere, solo questa è la notizia che danno, ma tutti diciamo, i siti meteo, i siti climatologi, io sono andato pure in Turchia a vedere, ho fatto la traduzione dal turco, ma la notizia è questa qua, non cambia, mettendo in un'altra lingua, non cambia. Quindi quello che dicono qua, dicono là, e per ora è questo. Sembra non esserci vittime o danni a persone, diciamo cose, come dicono loro. Poi vedremo in giornata se saprò qualche cosa in più. Vi auguro una buona giornata, buon appetito ragazzi e se qualcosa ci sentiamo più tardi per un aggiornamento. Ciao a tutti ragazzi, a dopo.